visto questa figura che correva con un sacco in spalla, dei pantaloni color rosso e un'auto che lo aspettava facendo il giro della piazzola a fari spenti. Racconta così Loris Dalzotto quello che il padre è riuscito a intravedere nella fitta nebbia, senza rendersi conto lì per lì che si trattava di uno dei ladri che intorno alle 5 gli avevano svaligiato l'azienda agricola. Ponzano, via Marcolin, a nord della Postumia. Allertati dal cagnolino, i Dalzotto sono usciti, notando in lontananza le luci accese, e sono corsi a vedere cos'era successo. C'era un disastro all'interno dell'ufficio e siamo entrati in negozio, avevano mangiato di tutto e lanciato a terra. Ci hanno rubato carne, salumi, formaggi, i soldi che erano nel fondo cassa, hanno aperto i distributori e portato via la rimanenza che c'era all'interno delle celle. Danni per circa 4.000 euro, la prima stima. Telecamere non ce ne sono né qui né lungo la stradina, ma non è difficile ipotizzare come i malviventi siano riusciti a intrufolarsi nell'azienda e mettere tutto sottosopra. Presumo siano entrati dall'entrata principale, dato che abbiamo sempre l'accesso libero per i clienti che vengono da prendersi il latte nel nostro distributore, che è aperto 24/24, e facendo un attimo un giro dell'azienda sono riusciti anche a trovare le chiavi del negozio, che l'hanno aperto e dentro hanno fatto merenda, diciamo. I carabinieri hanno sequestrato un paio di attrezzi usati per scassinare i distributori. Quanto ai Dalzotto, si sono già attivati per installare un nuovo impianto d'allarme. Sono cose da mettere in preventivo, purtroppo questo è il mondo in cui viviamo oggi, di conseguenza l'unica cosa che ci rimane da fare è alzarsi e continuare come facciamo ogni giorno. Noi non cambieremo nulla e continueremo sempre a dare i nostri servizi ai nostri clienti e di certo non vado a bloccare la mia attività per questi signori che non hanno nulla da fare durante il giorno.